19 anni compiuti da poco, ma già vissuti pericolosamente, quelli del ragazzo marocchino arrestato per aver compiuto almeno 2 rapine in centro a Vittorio Veneto tra il luglio del 2019 e l'agosto 2020. È un rosario di contestazioni, tutte pesantissime, quello mosso nei suoi confronti, fatti che avevano suscitato preoccupazione anche tra i residenti e riportato in auge il fenomeno delle baby gang nella zona del Vittoriese. In entrambi i casi le vittime, altrettanto giovani, avevano riportato delle ferite ed erano state derubate di collane e orologi. Nello specifico, i due episodi riguardano due vittime, entrambe minorenni, che sono state aggredite dal soggetto arrestato unitamente ad altri due complici denunciati in stato di libertà e hanno pure riportato delle lesioni. Al termine delle indagini, quindi, i carabinieri hanno capito che il 19enne era l'autore di entrambi i colpi, inevitabile l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Il giovane, che ha altri precedenti specifici, si trova agli arresti domiciliari.